Sindaco, quanto è importante questo riconoscimento per il teatro di Agrigento e anche per gli altri teatri che in rete, come diceva l'onorevole Pisano, dovrebbero creare un cartello importante per attrarre finanziamenti per le iniziative culturali? È fondamentale questo per la nostra città, per il nostro teatro, è un tassello fondamentale che va crescendo a livello culturale di Agrigento. È un riconoscimento importante anche per quello che dicevi tu sulla rete degli altri teatri della provincia. Questo sta a confermare come si sta lavorando ancora per accrescere il livello culturale. Onorevole, oggi una conferenza stampa per annunciare un importante traguardo che ha raggiunto il Teatro Pirandello e non solo, grazie anche al suo impegno. Sì, oltre al Teatro Pirandello nel provvedimento dei teatri di movimenti storici, movimenti nazionali, in provincia di Agrigento sono stati individuati 7 teatri. Oltre al Teatro Pirandello di Agrigento, che è il teatro che oggi rappresenta il fiore all'occhiello della provincia, abbiamo il Teatro di Canicattì, di Ragalmuto, di Licata, di Sambuca di Sicilia, Menfi e Santa Margherita del Belice. Quindi questo è un riconoscimento importante per tutta la provincia, perché ci permette veramente di iniziare a parlare di un circuito culturale di altissimo livello. Se pensiamo che 7 teatri riconosciuti in base al numero degli abitanti, parliamo di una delle province che ha avuto il più alto numero in proporzione più alto numero di teatri riconosciuti. Questo cosa ci permetterà? Ci permetterà intanto di cominciare a parlare veramente di cultura, di un territorio che ha, oltre a essere a proporzione turistica, è anche a proporzione culturale. E da qua naturalmente inviterò i vari comuni a organizzarsi per cominciare a chiedere finanziamenti per questi teatri e per cominciare a creare un polo culturale d'eccellenza. Sarà possibile questo? Sì, far coesistere le varie anime dei vari teatri con le loro specificità in un progetto unico? Ma deve coesistere, perché oggi l'individualismo non funziona più, funziona solo la cooperazione tra enti, la cooperazione territoriale, che è quello che ci permette di portare un prodotto turistico culturale al mondo, quindi di promuovere il nostro territorio. Dobbiamo oggi entrare nell'ottica che la cooperazione, l'interagire tra i vari comuni ci porta a fare sistema tra i vari comuni, ci porta materialmente a diventare eccellenza. Questo contraddittorio con l'onorevole Iacono di Agrigento sempre su questa tematica? A me dispiace, perché comunque io ho grande rispetto per la mia collega, però gli atti parlamentari parlano chiaro. Il PD si è astenuto assieme ai 5 Stelle, hanno votato contro, perché poi l'astensione è come votare contro, e la mia collega era assente quel giorno in aula, quindi mi dispiace per il segretario del PD che prima di attaccare dovrebbe... C'è un documento, a quanto pare, sì, è stato portato avanti? Sì, c'è un documento che sono gli atti parlamentari che poi vi darò, sugli atti parlamentari si vede tutto, però mi dispiace per la mia collega, ma mi dispiace soprattutto per il segretario provinciale del PD, che farebbe bene a non parlare.